Verona Finestre nasce 27 anni fa, nel 1996, dall'idea di 3 soci fondatori, il presente e altri 2 soci amici. Eravamo in 3 con 2 dipendenti, facendo circa 5-6 serramenti al giorno, e siamo arrivati oggi ad essere circa 25 collaboratori con una produzione di circa una quarantina di finestre giornaliere. Siamo una realtà ubicata in Valpolicella, a San Pietro in Cariano, e attualmente il nostro punto di forza è ovviamente la produzione del serramento in PVC, ma commercializziamo anche porte interne, porte blindate, tutto quello che riguarda la serramentistica di casa. Il nostro cliente finale è l'80% un privato. Il serramento in PVC è un serramento particolarmente innovativo che si presta ad essere sempre più performante. Nuove tecnologie nascono quotidianamente e attualmente esistono dei profili sempre più sottili, sempre più luminosi, e questo è quello che stiamo ricercando anche noi come azienda. In questi ultimi anni il serramento ha avuto un'esplosione a livello proprio di mercato enorme, con i vari incentivi fiscali che ci sono stati, i vari super bonus 110, eco bonus oppure bonus casa, e questo ci ha portato a crescere anche come azienda, tanto è vero che abbiamo investito e anche sviluppato il nostro organico anche a livello proprio di personale, assumendo 4-5 persone in quest'ultimo anno. Abbiamo iniziato quasi come un gioco a quel tempo e io avevo soltanto 23 anni. E adesso ovviamente vedere un qualcosa che è partita da poco ed è diventata una realtà importante per il territorio veronese ti fa alzare al mattino sempre con la voglia di fare, con la voglia di crescere, con la voglia di portare avanti questo tuo piccolo progetto e soprattutto avere attorno a te tantissimi collaboratori che lavorano volentieri nella tua azienda, che partecipano con te a quelle che sono le tue iniziative e che fanno squadra insieme a noi.